Cinzia Luison faceva la parrucchiera a Pramaggiore. È una delle troppo numerose vittime della violenza uccisa dal marito nel dicembre del 2022. Il teatro della vicina Sant'Ostino di Livenza, in provincia di Venezia, si è trovato gremito anche da moltissimi giovani per un evento che ha voluto ricordarla, organizzato dall'associazione di cui faceva parte, la Confartigianato, con ospiti di rilievo per ragionare ancora una volta su come arrivare a fermare la violenza prima che avvenga. Quello che accade in famiglia è la base di tutto quello che accadrà in seguito dal punto di vista anche delle violenze. Quindi se tu hai introiettato una cultura fortemente patriarcale, improntata a una differenza di ruoli e di importanza all'interno dell'abitazione in base al sesso, in base al genere, è chiaro che quel tipo di modello ti entra nella testa e tenderai a riproporlo, a riprodurlo a tua volta quando sarà il tuo momento di creare una famiglia. Quindi dobbiamo lavorare molto prima e sui bambini molto più piccoli. E per il futuro bisogna continuare a portare avanti questa battaglia nella quotidianità, ognuno per la sua parte, per il suo ruolo, per le sue possibilità, per la sua consapevolezza. Ma è una battaglia che se non combattiamo tutti insieme non c'è nessuna speranza di vincere. Il tavolo c'è già, ci lavoriamo quotidianamente ed interveniamo quotidianamente su tutte le questioni. Ogni segnalazione che perviene viene vigilata, viene attuata quel dispositivo di sicurezza che tra l'altro la legge prevede. Abbiamo bisogno di crescere nella nostra attività e quindi chiediamo la collaborazione soprattutto dei cittadini perché vengano denunciati tutti gli eventi che in qualche maniera possono essere di danno, di turbativa, di pregiudizio per la sicurezza dei nostri concittadini. Sempre in memoria di Cinzia sono state pensate delle forme permanenti di sostegno per studenti di scuole professionali e di infermieristica del territorio. Offrendo delle borse di studio a chi? A quelli che stanno studiando, a quelli che saranno i nuovi imprenditori e a quelli che saranno anche la nuova società, sperando che sia una società rinnovata, che sia una società che rispetta tutti gli esseri viventi, ma non solo le persone, l'ambiente anche e soprattutto rispetta il mondo del lavoro, il mondo dello studio e si faccia veramente degli investimenti in favore di una buona vita.